È arrivato il giorno più atteso e importante dell'intera stagione dell'Eccellenza A. Akragas ed Enna, appaiate in vetta alla classifica, tolta la sfida del Seneto, ad un paio di gare dalla fine del torneo, ora cercheranno di superarsi a vicenda per cercare di tagliare il traguardo tanto agognato. Chi avrà più punti approderà in D, mentre chi arriverà al secondo posto avrà diritto ai playoff. In poche parole siamo arrivati alla resa dei conti. Ecco perché l'Akragas e anche l'Enna sono obbligati a vincere. Un pari servirebbe ad alimentare le speranze per un probabile ed ulteriore spareggio. Vincere significherebbe continuare a coltivare i sogni di promozione in Serie D. Ma vediamo quale sarà la coda di questo campionato per entrambe le contendenti. L'Akragas, dopo la sfida con l'Enna, dovrà recarsi fuori casa con il Don Carlo Misilmeri e concluderà all'Esseneto con il Resultana San Lorenzo. L'Enna invece affronterà in casa la retrocessa Parma e concluderà il percorso in campionato al Giovanni Bruccoleri contro la Pro Favara. Domenica 16 aprile dunque si avrà il responso definitivo e solo in quella occasione qualcuno di loro potrà festeggiare. Ma qual è l'attuale situazione preparatoria a questo match che sta registrando il sold out dei posti disponibili dello stadio Seneto? Di certo è stata una settimana molto impegnativa e carica di pressione, anche perché c'è la consapevolezza dell'importanza che potrà uscire fuori da questa sfida. All'andata allo stadio Gaeta un gol di Audiac segnò la prima sconfitta stagionale dell'Akragas ed anche questo sarà un motivo in più per vendicare questo stop arrivato in maniera molto casuale e in una delle pochissime azioni da rete degli ennesi. Tra gli ex spiccano Giuseppe Prestia, il Trottolino, la scorsa stagione in biancazzurro, insieme al portiere Salvatore Di Carlo, che attualmente è secondo di Caruso. Alla vigilia di questo match, entrambe le squadre sono trincerate dietro un muro di silenzio. La posta in palio è molto alta e stanno continuando a studiarsi a vicenda alla ricerca di eventuali punti deboli. Dal punto di vista logistico, la tribuna centrale è esaurita. Molti giornalisti della stampa accreditati e provenienti da tutte le parti, compresi osservatori ed altri personaggi legati all'ambiente del calcio. I due tecnici Pippo Strano, che comunque sarà assente per scontare una squalifica, che Terranova hanno studiato nei minimi dettagli le strategie da adottare in occasione di questo spareggio che assegnerà sicuramente 3 punti importanti e ad un paio di giornate dalla conclusione della stagione. Una cosa è certa, entrambi i mister hanno solo un obiettivo da centrare, la vittoria. Cresce l'adrenalina tra i tifosi di Fede Bianca Azzurra che continuano ad accaparrarsi i biglietti in curva sud, i soli rimasti a disposizione. Da sottolineare il grande amore per la squadra del cuore Acragantina dei tantissimi residenti fuori residenza, quindi fuori da Agrigento, che pur non potendo essere presenti all'Esseneto, hanno voluto acquistare un biglietto per testimoniare la propria vicinanza, contribuendo alla causa biancazzurra. Un ennesimo atto d'amore e non poteva essere altrimenti. Questa sfida intanto è stata affidata ad un fischietto proveniente da Barletta. Si tratta di Antonio Spera, che si avvarrà della collaborazione di Andrea Calanni di Barcellona Pozzo di Gotha e Nicola Conticello di Catania. Se terminasse oggi con questa classifica, la Pro Favara sarebbe fuori dai playoff. Ecco perché sarà importante per gli uomini di Catalano superare il Gela e poi sperare in un risultato di vittoria, anche di un pari tra Akragas ed Enna. Solo così ridurrebbe il distacco ed inserirsi nella griglia playoff. Per quanto riguarda l'unità Sciacca, ha una tenue speranza di inserimento per la coda del campionato, a patto però che batta il Mazzara e le successive gare in programma. Comunque queste sono le gare di questa domenica, valevole per la terzultima giornata, che vede Gaetano Milone di Barcellona Pozzo di Gotha arbitrare la gara Pro Favara Gela
ed Ilaria Di Florio di Palermo, il match tra Unità Sciacca e Mazzara. Ma vediamo quali sono le partite programmate per questa domenica. All'Esseneto il big match, Acragas-Enna, poi Casteldaccia-Resuttana, Nissa Leonfortese, Oratorio Marineo Don Carlo Misilmere, anche questo si può classificare un derby del palermitano, Parmonval Cus Palermo, anche questo un derby però con la Parmonval oramai retrocessa nel campionato di promozione, Profavara Gela, Mazzarese Castellammare, Unitas Sciacca Mazzara. E diamo un'occhiata alla classifica generale. Enelacragas a braccetto invece la classifica con 65 punti, Profavara 55, Don Carlo Misilmere e Mazzarese 50, Mazzara 43, Unitas Sciacca 41, Casteldacce 32, Nissa 31, Castellammare 29, Oratorio Marineo 27, Resuttana, Leonfortese e Gela 26 punti, quindi la lotta si sta facendo veramente aspra per quanto riguarda la griglia play-out, e infine Cus Palermo 23 e Parmonval ormai retrocessa con 8 punti. Eccoci in sala stampa con Desiderio Garufo. La Gragas prepara la partita dell'anno, la partita più importante della stagione, in casa contro l'Enna domenica prossima, ore 16 all'Esseneto. Una partita che promette spettacolo e tante emozioni. Sì, una partita che per come si è messo il campionato potrà determinare tanto, quindi una partita importante per tutte e due le squadre, ma soprattutto importante per noi perché giochiamo in casa davanti al nostro pubblico, quindi cercheremo di indirizzare la partita nel senso che vogliamo, perché abbiamo fatto 9 mesi di sacrifici per raggiungere un obiettivo che all'inizio anno la stagione, l'intera tifoseria e noi stessi ci siamo prefissati, quindi siamo tranquilli, stiamo preparando bene la settimana, quindi ci avviciniamo piano piano a domenica. Tatticamente che partita ti aspetti, che avversario ti aspetti all'Esseneto? Un avversario sicuramente di qualità, ha pregi e difetti come tutte le squadre, come li possiamo avere anche noi, quindi una partita molto tattica, ma secondo me sarà anche molto intensa e a viso aperto perché noi ci giochiamo tanto come se lo giocano loro, quindi sarà una partita che potrà essere decisa anche dagli episodi, quindi dobbiamo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte e soprattutto, come ripeto, come detto prima, dobbiamo sfruttare il fattore campo che per noi è determinante.